Quinto appuntamento di Sicilia in Bolle, un appuntamento che cresce anno dopo anno e che vede sempre tanti partner del mondo dell'enologia e produttori essere presenti qui a Realmonte nella splendida Scala dei Turchi. Presidente, lei ha mostrato la sua contentezza perché l'evento cresce. Ecco, quali novità quest'anno? Ma intanto abbiamo verificato con molta soddisfazione che il numero dei partner presenti, cioè le persone che credono a questo evento, a questa manifestazione negli anni è cresciuto. Questo è dovuto all'impegno ovviamente del gruppo di lavoro di AS Agrigento e di AS Sicilia che in assoluta sintonia lavorano per costruire, per migliorare questo evento che ormai possiamo considerare quasi un evento storico. Il tema che caratterizza quest'anno, ma che è un tema di cui abbiamo assolutamente, ne sentiamo la necessità e il bisogno di continuare a parlarne e ne parleremo probabilmente avanti, è legato al valore del territorio, al valore culturale, al valore economico, ai valori delle persone che un territorio lo valorizzano e lo lavorano attraverso il vino, ma attraverso anche il turismo, attraverso anche la ristorazione. Abbiamo organizzato proprio specificatamente su questo un convegno dove si confronteranno persone importanti, da Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà del Berri, il presidente dell'Istituto Trento Doc, al presidente nazionale Antonello Maietta, più altre personalità, compreso il presidente della Strada del Vino. Qui non un convegno autoreferenziale, ma un convegno che vuole essere pieno di contenuti e speriamo anche pieno di indicazioni. Le degustazioni sono degustazioni di altissimo livello tenute da, immagino e credo, grandi degustatori, ne cito uno su tutti che non ha bisogno di presentazione, Roberto Anesi, per quello che riguarda il Trento Doc, ma proprio perché è la dimostrazione che la Sicilia dello spumante, la Sicilia delle bollicine tranquillamente può discutere, e non dico competere, ma può sicuramente si è affacciata in questi anni con questa tipologia di vino ad un mercato generale, mettendo in evidenza un grandissimo livello qualitativo, per cui fare assaggiare vari territori, dalla Francia al Trento all'Etna, più a vari territori siciliani, proprio in una prospettiva di crescita e di confronto qualitativo.